Buonasera, è un piacere darvi il benvenuto anche oggi per il Pordenone Dogs Fest. Siamo al secondo appuntamento di un omaggio a Nikolaus Gerhalter, che fa parte anche della giuria del nostro festival e ne siamo davvero orgogliosi perché si tratta di uno dei principali protagonisti del documentario contemporaneo, quindi siamo felici di averlo con noi. Non è qui adesso, ma arriverà al termine della proiezione per il Q&A. Hello everybody, it is a pleasure to welcome you to the festival. This is the second screening of the of the retrospective dedicated to Nikolaus Gerhalter, which is also the in our jury. He's one of the main protagonists of the contemporary documentaries. He's not here now, but he will be with us after the screening for the Q&As. Questo è quello che vedremo, è il suo ultimo film dedicato ai ghiacci e alla neve che sta scomparendo, ed è questa proiezione in collaborazione con Legambiente Pordenone e anche con il CAI di Pordenone, con cui l'anno scorso abbiamo presentato il dossier Neve Diversa, un importante documento che racconta lo stato delle nostre montagne e del turismo invernale. E quindi questa sera, vedremo qual è invece il quadro a livello globale. The film you're going to watch is the latest film about melting ice and snow. It is in cooperation with Legambiente and CAI Pordenone. Last year, these two associations published a document called Neve Diversa, so different snow, literally, documenting the state of our mountains and winter tourism. So in this film, we can see the situation worldwide. Bene, adesso vi auguro buona visione e ci vediamo alla fine del film. Nikolaus Gerhalter. E Sofina Lagner. Con noi c'è anche Caterina Bovini che ci tradurrà. Yes. La prima domanda che vi faccio è, ci aspettavamo forse di iniziare con delle immagini di montagne spoglie di neve come quelle che abbiamo visto negli ultimi inverni qui da noi, e invece abbiamo visto tantissima neve in questo film. Come mai questa scelta? So at the beginning, we were expected to see many pictures of mountains without snow, as we saw it last year here, but instead we saw a lot of snow. So why this choice? Yeah, I mean, the idea was to make a film about snow. And so in a way, this is like it's a monument for the snow, and we all know that it is going to change. So we were trying and hoping to find as much snow as possible in as many different facets. And this was actually not so easy, because since the time that we developed the project, we understood that snow was disappearing on some locations. So yeah, I mean, there are some mountains with snow, but in general, it's more about how the humans deal with the snow. It's more about us humans, actually, than the snow itself. Il film è appunto l'idea del film è sulla neve. Volevamo fare una sorta di monumento alla neve, perché la neve sta cambiando e cambierà nel tempo, e quindi abbiamo sperato appunto di trovare la neve. L'abbiamo trovata in diverse forme, in diversi aspetti, e comunque è difficile pensare che la neve appunto sparirà. E non è solamente un film però sulla neve, ma è anche un film su come l'uomo si rapporta alla neve. Come avete scelto i luoghi da riprendere? How did you choose your locations? Yeah, this question goes to Sofia, because actually, I mean, usually it's the filmmaker answering questions, but I never make the films alone. And Sofia was responsible for location scouting and making locations possible, getting all the permits and finding the locations. And so it is
Faccio rispondere a Sofia, che è l'assistente alla regia e si è occupata proprio lei della ricerca, delle location e anche dell'ottenimento di tutti i permessi necessari. Yeah, so as Nikolaus said before, we were looking for places where there's still a lot of snow, and we were looking for places where snow is making the everyday life of people, or is kind of carving or shaping the way of everyday life of people who live there, either living or working or making research. So these were the topics we were looking for. In different facets. So some places were very clear, like for example, it was clear that we want to go to a research station in Antarctica, and that was a year-long process to get the permit to shoot there, where we finally were welcomed to go to the German research station, the Neumeier station. And and other places like, for example, Japan. We were looking for rice farmers in this region, where you find the most snow in the world, which is not so known. But in Japan, Japan is the country where you find the most snow in the world. And some things were clear from the beginning, and others were coming as we were shooting and coming back with the material and then talking to the editor. It's long time ago. Yeah. Let's translate. Abbiamo innanzitutto cercato dei luoghi dove ci fosse ancora della neve, dove la neve facesse parte della vita delle persone di tutti i giorni, che in qualche modo cambiasse, avesse un'influenza sulla loro vita, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni, appunto, ma anche per esempio nella ricerca. Quindi questi erano, diciamo, i temi che volevamo portare nel film. Per alcune location avevamo già le idee molto chiare. Per esempio sapevamo che volevamo andare nella stazione di ricerca in Antartide. È stato un lungo processo, è durato un anno per ottenere tutti i permessi, poi però per fortuna siamo stati benvenuti nella stazione di ricerca tedesca. Anche in Giappone sapevamo che volevamo intervistare dei coltivatori di riso, perché molti non lo sanno, ma in realtà il Giappone è il paese più nevoso al mondo in realtà. Quindi appunto, come dicevo prima, alcune idee erano già molto chiare all'inizio del film e altre invece sono venute poi sia durante le riprese che anche durante il processo di montaggio. And because I lost the thread before, so we were focusing on people living, people working, and people researching, and also on how they are dealing with the snow, because you can see that the snow is everywhere. It causes a lot of work, and people deal differently with that, whether it's for research or if it's in the tourism sector of skiing research. So we were looking for those places, but actually also the fact that even in Japan we had the challenge that 2 years in a row there was not enough snow. Even though usually they have so much snow, we had to postpone twice because they had such little snow. So this was during the whole process. We were also dealing with the fact that the snow is becoming less. Yeah. Sì, quindi ci siamo focalizzati sulle vite delle persone con la neve, diciamo, con come questo aveva un'influenza sul lavoro, sulla ricerca, e come appunto si rapportano alla neve, che è ovunque e che crea anche molto lavoro per queste persone in diversi aspetti, anche dell'economia, come per esempio il turismo. In Giappone tra l'altro abbiamo avuto vari problemi, perché per 2 anni di fila non ha nevicato, non ha fatto abbastanza neve, quindi abbiamo dovuto rimandare le riprese per 2 anni, e proprio questo ci ha dimostrato il problema, cioè che la neve sta pian pianino scomparendo. Rispetto al film che abbiamo visto ieri, non so se c'era qualcuno in sala, Homo Sapiens e altri film di Nikolaus Gerhalter, in questo caso abbiamo delle testimonianze, quindi c'è del parlato in questo film. Come mai?
So compared to Homo Sapiens, the film that we showed yesterday, and other movies of yours, in this film we can see people talking, we can see witnesses. Why did you choose to insert, let's say, interviews and people? Actually, I only made 2 films where no people are talking, and this is Homo Sapiens and Our Daily Bread. But for some way, everybody's relating to those. But I like people, I like to talk to people, I like to listen to people. And with those 2 films, there was a reason not to use interviews. But yeah, usually I think it's good to take your time and to listen. In realtà ho fatto solo 2 film senza dialoghi e tutti però parlano di questi 2 film. In realtà a me piace molto parlare con le persone, piace molto ascoltarli e in quei 2 film non c'era dialogo perché c'era un motivo dietro chiaramente, però ecco una scelta, diciamo. Le persone che che avete intervistato, hanno fornito delle descrizioni anche molto poetiche della neve. È stato difficile, è stato qualcosa di spontaneo per chi lavora, per chi ha a che fare con la neve, con questo mondo bianco. So the interviewees described snow in a very poetic way. Was it hard for you to interview them? Was it spontaneous? It was always spontaneous. I mean, most of the people we did just meet on the location, and we didn't really have the chance to prepare, and actually I wouldn't like to prepare. And yes, they tell about snow in a romantic way, but in the end, it's not only romantic, because once it is snowing, the snow is in the way and it has to be removed with big machines, or the snow is not where you expect it to be, so you have to produce it, especially in the tourism industry. So what we also learned, and what is one of the topics of the movie for me, is that while we deal with the snow, this takes so much energy and this produces so much CO2 again. So it's like a circle, which is it's a system. On the one, we see that the snow is disappearing, but just by removing snow and producing snow, it's a big contribution to the fact that the snow is disappearing. Sì, sono state sempre interviste spontanee, non avevamo modo, diciamo, di prepararci prima, ci incontravamo semplicemente lì e comunque a me non piace molto preparare le interviste prima. Sì, sicuramente i loro racconti sono abbastanza romantici, però non sono solamente romantici, ma come dicevo prima è anche molto lavoro per loro, perché magari la neve può bloccare la strada, oppure se non ce n'è abbastanza bisogna produrla. E infatti su questo tema abbiamo proprio imparato che quando si ha a che fare, diciamo, con la neve ci vuole tanta energia, sia per toglierla, diciamo, ma anche per produrla, e questo crea, per esempio, aumenta le emissioni di CO2, quindi una sorta di circolo vizioso, cioè sparisce, però per ricrearla stiamo contribuendo in qualche modo a farla sparire ulteriormente. Sì, la testimonianza finale dall'Antartide è chiaramente il messaggio che il film vuole dare. Avete affidato a questa persona il vostro messaggio, immagino. So the last witness in Antarctica is kind of delivering the message of the film, right? Is that correct? One possible message. And we were thinking a lot about whether we should really use this interview or not, because while all the other interviews, they are very much just about people talking about their experience, about their daily life with the snow, this is kind of a message. But in the end, we decided to use it because there is some urgency, and most of the audience would probably understand the urgency of that the film is talking about, even without this interview. But we had the feeling maybe it's good to be on the safe side. Uno dei possibili messaggi, diciamo, ci siamo chiesti in effetti se inserirlo nel film oppure no, perché mentre le altre testimonianze parlano più della loro esperienza con la neve, questo effettivamente è più un messaggio. Alla fine abbiamo deciso di utilizzarlo perché anche se diciamo, il pubblico capisce l'emergenza, è comunque un messaggio appunto dell'urgenza che volevamo dare. Ci sono domande dal pubblico? Sì. Non so se c'è. Sì, 2. Ok, una lassù e poi qui. Grazie.
Guardando il suo documentario mi è sembrato che le persone a contatto con contesti difficili siano più consapevoli e più felici. Lei che impressione ha avuto, che ha avuto a che fare durante tutto questo documentario? So the impression I got is that the people working hard with snow, are yet more aware and happier. Did you get this impression as well? I don't understand. I mean, he said that he had the impression that people working hard also with snow still work hard, but still looks happier, you know? They look happier or even more conscious, more aware. Did you get that impression? Maybe, simply because they are out in the nature and they're moving and doing something, and they face also the power of nature in a way, and the changes. At least the people we met, they all seem to be quite, maybe not happy, but quite confident. I had the feeling. Forse, probabilmente perché stanno nella natura, si muovono molto e sono a contatto con il potere della natura, anche con i suoi cambiamenti. Forse sono più felici, non so, però sicuramente sono più sicuri di loro. Ecco. I had a comment and a question. The first was a comment on that really horrible French discotheque. It was a touch of horror that I didn't expect. But were there other locations that you wanted to use but were not able to? Just a sec. Sì, innanzitutto un commento sulla orribile discoteca in montagna in Francia, che sicuramente non me l'aspettavo. Ci sono delle location che volevate utilizzare ma che non avete poi utilizzato? So whether this discotheque is horrible or not, I mean, it could be much worse. And I don't have to judge. It's up to you. I'll judge. I know you do. And the second was Whether there were locations that we wanted to shoot but were not able to shoot. Not really. We were no, not really, because we were really. I mean, in every film, since I'm working with Nicolas for, I think it's the 5th film, there are always really big challenges to get permission to certain places. And this time it was of course, Antarctica was really, really tough. And also in Japan, this road, which is very exceptional. Nobody ever before was allowed to go there and film. So it took us years, and also there. And there were not other locations that we wanted to film and didn't manage to film. But there were places that we were thinking of or planning. And yes, there were images which would have been nice to be in the film. But since we don't, like, can we say that? Beautiful images of snow where I don't know this ice shelf, when the shelf breaks into the water, when the glacier is calving, things like that. And of course we could have gone there and shoot those images, but we always were looking for a context and the story and the person living there telling us, and not only just going and shooting the image. So there were things that we would have liked to have in the film because of the images, but we didn't because of a lack of context, not just going there and taking this beautiful image. Yeah. Per quanto riguarda la discoteca, potrebbe essere peggio, comunque non sta a me giudicare. Invece per quanto riguarda la domanda sulle location, la risposta direi no, perché in ogni film comunque affrontiamo tante difficoltà per ottenere appunto i permessi per girare. Il più difficile sicuramente è stato appunto in Antartide, ma anche riprendere la strada in Giappone con le mura di neve è stato molto difficile e nessuno mai c'era riuscito, e noi ci abbiamo messo anni per ottenere i permessi. Quindi sì, ci sono dei posti che avremmo voluto, avevamo pianificato addirittura di riprendere con belle immagini, per esempio il pezzo di ghiaccio che si stacca e fluttua poi nel mare, ma quello che volevamo era il contesto, la storia degli uomini, e in quel caso per esempio non c'era.
And maybe I would have liked to include avalanches and the explosion to trigger them, but it just didn't happen, and the film is so long anyway. So I mean, we kind of postponed this and said we will shoot this in the end, and then we knew we wouldn't have the space. But this is maybe a little bit missing, but nothing is perfect. Avrei voluto riprendere delle valanghe e le esplosioni poi, ma non è successo. Abbiamo aspettato fino alla fine del film che succedesse, però siccome il film era già molto lungo poi non abbiamo inserito, però sono contento lo stesso. Bene, se non ci sono altre domande, altri interventi, sì, eccoci. L'ultimo, perché è tardi. Last question. Thank you for the film. As far as I can see from this film, that your approach, like jumping from one place to another, having in mind this research framework, and trying to figure out those like places, how they affected by some, I don't know, the nature, and how people affected by these places. And it pops out like it's really similar to Mondo approach in documentary. I mean, healthy Mondo approach. Maybe Mikhail Glavoger was like a reference point in your, like director's formative ages. I don't know, just maybe. That was the question. Could you repeat the name of the director? Mikhail Glavoger. Michael Glavoger. Okay. Innanzitutto grazie, vedo che è una sorta di approccio nei film di andare da un posto all'altro con una sorta di piano per le ricerche, vedere come il posto, come i luoghi vengono modificati anche in qualche modo dalla natura, come gli uomini vengono condizionati. C'è questo approccio mi ricorda questo regista Mikhail Glavoka, corretto? Yeah, I mean, Michael Glavoga and Ulrich Seidel and me, we were in Austria kind of really pioneering in cinema documentary. This wasn't happening before. So we were in a kind of, we knew about each other and we were not close friends, but we were of course influencing each other. And about the fact that we go from place to place, I like to keep it simple, and I want to give the audience the opportunity to really not only see and hear, but to understand and feel a location. So this has to do with the image, of course, and also with the sound, because I just believe that you wouldn't be able to make a good opinion about something unless you have seen or witnessed it. And to make this possible, I think it's just easier if you know, okay, from here to there, this is the location that we are about. Of course, you could edit everything like a big symphony. This would be just another style of filmmaking, but I like to keep it pure, also because I always have the idea of future archives in mind. So I want this film still to be readable in hundreds of years from now. And as we see now in the archives, the more simple the footage is, the better it is usable and understandable in the future. Sì, sicuramente siamo due pionieri in Austria nel cinema documentario, ci conosciamo, sicuramente ci siamo un po' influenzati. Questa idea di spostarci da un luogo all'altro è dovuta al fatto che a me piace fare le cose semplici, in maniera semplice, e vorrei che il pubblico non solo ascolti e guardi, ma proprio capisca in qualche modo le location, sia attraverso le immagini che attraverso il suono. E ovviamente è difficile avere un'opinione su qualcosa se non lo si è visto, quindi la cosa più facile è pianificare, le tappe del film. Ecco. Potrebbe essere tutto invece come una sinfonia, ma appunto, come ho detto, a me piacciono le cose pure, leggibili anche dopo tanti anni, come se potessero diventare come degli archivi. Bene. Do you want to add something? No. Bene. Allora io vi ringrazio, Nikolaus e Sofia, e grazie al pubblico ovviamente che è stato con noi. Buona serata.